Questa sera abbiamo la fortuna e il privilegio di essere insieme a Iva Zanicchi, direi un'icona veramente della musica italiana in tutti i sensi, ma non solo, perché io quando penso a Iva Zanicchi penso a tante Iva Zanicchi cantante, Iva Zanicchi politico No, e lascia stare. c'è stato anche Cantante, poi quello. scrittrice, poi Scrittrice attrice, adesso, poi queste assolutamente, cose qua. ma lei si sente maggiormente che cosa? Cantante. In questo momento. Cantante sempre, comunque, sempre, sì, certo. Adesso in questo momento mi diverto, mi eccita molto il fatto di andare in giro a parlare di questo mio libro, perché l'ho scritto davvero con amore, pensando alla mia infanzia, ai miei genitori, alle mie radici, ai miei io sono un po' fanatica, guardo al passato sempre anche con un po' di nostalgia. Però se tu mi dici, ma che mestiere fai, che lavoro fai? Faccio la cantante, cosa vuoi che faccia? Ma scherziamo davvero? Ma sì, dai. È uno Poi, dei poi ricordi. mi diverto a fare tutto, in effetti. Ma poi adesso lei ci colpisce in tutte le sue partecipazioni, le trasmissioni Mi televisive, lascia questa è andare. riverenza. Mi lascia andare un po', vero? Alla mia età, caro, se non lo faccio adesso, quando mi posso togliere qualche sassolino dalle scarpe? Perché nella vita io ho sempre detto quello che penso, che pensavo, ma sempre con grande rispetto, devo dire. Adesso mi lascio andare un po' di più. Ma lei è Io, nata di luna buona o no? io sono nata di luna buonissima, però volevo dirti che io non ho mai detto, io ho fatto ok per se giusto per 13-14 anni, non ho mai detto una parolaccia. Adesso ogni volta che vado in televisione me ne scappa una. Perché mi diverto prima io, hai capito? Mandare a fan qualcuno. Però bisogna stare attenti. Ma quanto bisogno abbiamo di leggerezza in questo momento dove le notizie sono sempre brutte? Allora uno apre la televisione, cosa vuol vedere? Guarda, hai ragione, ma non puoi. Sembra stupido, ma tu non puoi essere leggera, perché allora ti tacciano per cretina, per stupidina, per leggera. Se cerchi di approfondire, allora ti accusano perché vuoi fare l'intellettuale e non lo sei. Se parli di politica, allora, guarda, io l'altra sera da Chiambretti, sai che faccio Chiambretti, mi sono permessa di parlare di questa Carola, sai? Che non ho detto niente, ho detto solo che lei è entrata, forse ha fatto bene, in un porto italiano che c'era il veto e ha rischiato di speronare dei ragazzi della Guardia di Finanza. Amen. Il giorno dopo cosa non mi hanno scritto? Te lo dico? Questa sera Ivaldo Biadene, no, mi dica intanto. Mi hanno scritto perché non avevo mai scritto male, sempre cose carine. Stavolta mi ha detto vecchia, e va bene, sono d'accordo con loro. No, bastarda neanche, e fascista. Mai dato della fascista a me. Mai. Ho detto mio nonno Adamo si sarà rivoltato nella tomba perché ha bevuto tanto di quell'olio di ricino che era antifascista, povero uomo, perdona nonno, che non sanno quello che dicono e quello che fanno. Tu non puoi dire niente, perché altrimenti È tutto strumentalizzato ormai. un po', sì, non bisogna però dare troppo retta, perché la gente è buona, davvero, io amo la gente è buona. Poi c'è una minima parte che si diverte invece ad essere molto cattiva, ad essere ingiuriosa, ad essere offensiva, ed è uno sfogo, poverini, perché non sanno che fare, cosa fanno? Scrivono delle robacce lì. Poi io dico, quando hai finito di scrivere, ti senti bene? Ti senti meglio? O è Natale, ragazzi, vogliamoci bene, dai. E quando ha finito di scrivere il suo libro, l'ultimo pensiero qual è stato? Guarda, tu non l'hai letto, poverino, lo so perché sei troppo giovane, però lo dovresti leggere, sai? Perché potresti anche riflettere su certe cose. Come dico io a mia figlia, leggilo, amore. Non perché io mi atteggi ma far capire ai giovani come siamo vissuti, come abbiamo i nostri genitori, cosa hanno sofferto, cosa hanno tribolato per darci quel poco di educazione, per quelle poche cose. Per cui quando io ho chiuso il mio libro, l'ho chiuso così di getto, credo, molto commovente, perché io dalla mia mamma ho sempre sentito dire che se avesse vinto al Totocalcio, alla Sisal, diceva lei, avrebbe rifatto questo campanile a Vaglie, perché era crollato col terremoto nel 1919, quando lei era una bambina. E allora lei era molto anziana, cosa ho fatto? Ho detto, beh, io al Totocalcio ho vinto perché sono stata molto fortunata. E allora ho regalato a questo piccolo paese che non c'è nessuno, d'inverno è disabitato, ho regalato il campanile. Sì.
Ed è stato molto commovente. Quando la mia mamma c'era ancora, è stato. E poi ho fatto suonare la campana che si era salvata, questa campana vecchia, che aveva un suono un po' lugubre. Però io poi ho comprato quattro campane belle nuove e quando, ecco, questo che adesso non vorrei commuovermi per l'amor di Dio, ma quando è morta mamma, abbiamo fatto il funerale al paese, prima ho fatto suonare la campana vecchia morto, che lei riconosceva il suono di questa sua campana quando era bambina, e poi le campane a festa, proprio questo è il suono, perché ho voluto accompagnare mamma nel suo ultimo viaggio. Questa sera che cosa dirai, Valdo Biadenesi, davanti magari a un bicchiere di prosecco? Se mi fai bere il prosecco posso dire delle robacce, ma potrei anche raccontare un po' queste cose. Il prosecco poi è di OCG, è attenzione. buono, e beh, qui il prosecco è la terra del prosecco. Io questa sera ho evitato, ma loro, i due, mio marito e l'altro, hanno bevuto bene, proprio il prosecco. Non si può dire la marca perché non possiamo fare la pubblicità, non lo facciamo, però dice che è uno di quelli che, tosti, insomma, tra i migliori. E qui è un vanto, questo è una ricchezza. Il vino è la vita, il Queste vino. colline sono patrimonio dell'umanità adesso. Patrimonio dell'umanità, ma è vero, ma è giusto, è doveroso. Noi dovremmo davvero salvaguardare i nostri prodotti. Adesso non voglio entrare, cosa mi dicono, ma sì, guarda che cosa non ci stanno facendo a noi emiliani col formaggio parmigiano reggiano. Ha detto che come le sigarette, se si mangia si muore. Ma ragazzi, e l'olio d'oliva, vedi, l'oliva fa malissimo. E allora mangiamo cartofani e crauti, che cacchio vuoi che ti dica? E io concluderei con due note di qualche sua canzone. Ci vuole fare questo regalo? Ora, le note te le canto poi quando vengo a casa tua. Prendi questa mano, zingara. Promosso, bravo, bravo, bravo. Grazie, No, basta grazie, così, grazie a te. grazie. Un bacio a tutti, ciao.